Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte del 3 febbraio i carabinieri della compagnia di Chioggia hanno arrestato a Camponogara un quarantenne nei cui confronti sono emersi gravi elementi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna convivente. La misura precautelare è stata adottata dopo che i militari sono intervenuti presso l'abitazione della coppia, dove l'uomo aveva appena aggredito la fidanzata. La donna, visitata dai sanitari del pronto soccorso, è stata dimessa con prognosi di 30 giorni. Nella circostanza sono emersi altri presunti episodi di violenze, minacce e condotte vessatorie subite in passato dalla donna e mai denunciate. L'uomo è stato successivamente portato nella casa circondariale di Venezia, a disposizione dell'autorità giudiziaria. A seguito di udienza di convalida, all'individuo è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Cambiamo argomento. Una pubblicità telefonica si trasforma in contratto, il tutto nei mesi di passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Un film già visto, ma la vittima si rivolta all'Adiconsum Venezia per disconoscere fattura e contratto. Protagonista un sessantenne di Santa Maria di Sala, che a inizio dicembre si è visto recapitare un'email da una nota compagnia, in base alla quale avrebbe dovuto pagare 1.103,44 euro entro una decina di giorni per la fornitura elettrica. A questi si sarebbero aggiunti 1.495,69 euro per il gas, per un totale di 2.599,13 euro. Si è trovata una soluzione tramite conciliazione, quindi questione chiusa con le due parti che non hanno più nulla a pretendere. Purtroppo, spiega la presidente di Adiconsum Venezia, Jacqueline Temporin-Gruer, questi casi continuano a persistere, sono tutt'altro che isolati, confermano quanto sia importante presentare i reclami. E dopo il 2020, anno sorribilis in cui è scoppiata la pandemia, il popolo delle partite IVA è tornato ad aumentare e oggi la platea è stabilmente sopra i 5 milioni di effettivi. Al 31 dicembre scorso, infatti, si contavano 5 milioni e 45 mila lavoratori indipendenti e sebbene il numero sia in leggero aumento rispetto a 4 anni fa, va segnalato che rimane ben lontano dai 6,2 milioni che si registravano agli inizi del 2004. A comunicarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. È utile segnalare, dice sempre la CGA, che non tutte le categorie appartenenti al mondo del lavoro autonomo godono di buona salute, anzi, molte professioni sono in grosse difficoltà e il loro numero sta diminuendo. Ci riferiamo, dice la CGA, in particolare ai lavoratori autonomi cosiddetti classici come gli artigiani, i piccoli commercianti e gli agricoltori. Diversamente sono in espansione le partite IVA senza albo o d'ordine professionale. Apriamo ora la pagina della cultura. Torna Letture Improvvise, la rassegna organizzata da Nusica.org che giunge ora alla sua seconda edizione. 3 appuntamenti per 3 domeniche, il 25 febbraio, il 3 e il 17 marzo, alle ore 17 nella Biblioteca Civica di Jesolo, che ospiterà nuove storie e nuova musica improvvisata, pensata per avvicinare persone e idee, per vivere i luoghi della cultura come spazi di riferimento e costruzione di comunità. Alla base dell'iniziativa c'è un'idea di multidisciplinarietà che procede dalla connessione fra letteratura, musica e improvvisazione nella cornice ideale di una biblioteca come quella di Jesolo, architettonicamente votata al connubio tra innovazione e tradizione. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.